Il mistero del benefattore che pagherà le spese per il funerale e la sepoltura di Papa Francesco potrebbe avere un nome o forse due. E si parla con insistenza di un lascito testamentario voluto da Silvio Berlusconi e affidato al secondogenito Pier Silvio. In alternativa, la donazione, si parla di una cifra pari a 1 milione di euro, sarebbe arrivata dalla Corona di Spagna, voluta da Re Felipe VI e dalla Regina Letizia per ricordare la devozione del paese alla Chiesa e alla Madonna. Ma l'ipotesi Berlusconi, scrive affaritaliani.it, viene accreditata dai più visto lo sforzo di copertura delle reti Mediaset durante la malattia del Papa e dal momento della sua morte. Pier Silvio Berlusconi ha mandato una mail a tutti i dipendenti elogiando professionalità e impegno, ma anche tempestività, garbo e rigore, all'altezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere. Il segreto sul benefattore, comunque, rimane ufficialmente custodito nel conto corrente bancario della Popolare di Sondrio, intestato al capitolo di Santa Maria Maggiore con causale donazione Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Lo stesso IBAN che viene usato per le donazioni delle persone qualunque.